La sconfitta della Lega alle amministrative si potrebbe collegare anche al modus operandi del suo leader Matteo Salvini nel contrasto alla pandemia. Sotto questo aspetto siamo ancora in guerra contro il maledetto virus e creano imbarazzo le prese di posizione proprio di Salvini, critico contro il Green Pass e contro i provvedimenti del governo sicuramente utili per uscire fuori dal tunnel. Salvini lo abbiamo visto al governo e poi in piazza a protestare contro il Green Pass, schierato quasi a fianco dei Novax, poi di corsa a vaccinarsi. Un comportamento che avrà confuso i propri elettori, che hanno compreso che con un simile comportamento nel triste momento che vive l'Italia non si va da nessuna parte. Insomma, la gestione della pandemia da parte di Matteo Salvini non è stata all'altezza della situazione e la gente, che stupida non è, avrà ben compreso e risposto di conseguenza. Questa è forse una delle possibili chiavi di lettura del crollo di un partito che per la verità si è fatto apprezzare per la presa di posizione, ad esempio sul fronte della lotta agli sbarchi clandestini, ma quella è un'altra storia, come un'altra storia è la lotta al Covid.